Prefetto, una scena che si ripete purtroppo a Porto Empedocle, oggi con l'arrivo di 10 adulti e una bambina. Sì, oggi in particolare la scena si ripete in maniera più impressionante perché abbiamo avuto ben 9 morti in un solo evento. Il naufragio in acque SAR maltesi a 30 miglia nautiche da Lampedusa verso sud, quindi grosso modo a metà strada con la Tunisia. È successo che quando già il mare si era guastato è stata fatta partire un'imbarcazione in condizioni ovviamente proibitive ed è alla fine accaduto l'inevitabile, cioè la barca si è capovolta, la nostra motovedetta, la motovedetta della Guardia Costiera Italiana l'ha trovata già capovolta con diversi occupanti dispersi, alcuni cadaveri, 2 persone in fin di vita che purtroppo sono spirate successivamente e una ventina circa di superstiti invece fortunatamente vivi, esattamente 15 uomini e 8 donne. 23. Dove saranno traslati? Le bare. Sì. I feretri saranno traslati nei cimiteri della provincia di Agrigento e deve essere occasione questa da parte mia per ringraziare i sindaci, tutti disponibilissimi. Pensate che andranno, tranne 2 che vanno a Palma di Montechiaro, per il resto vanno tutti in cimiteri differenti, da Santa Elisabetta a Raffadali, non li nomino tutti per non dimenticare nessuno. Quello che è importante è evidenziare che tutti i comuni e i sindaci che li rappresentano di questa provincia dimostrano al meglio le migliori virtù siciliane, cioè l'accoglienza, la generosità e la disponibilità. Anche Agrigento accoglie purtroppo queste salme che sono arrivate, diciamo, l'ennesima tragedia del mare. Si ripete sempre questa ennesima tragedia, questi episodi così che toccanti. Peraltro io l'ho vissuto in veste anche di medico quando ero dirigente qui a Porto Empedocle e ora mi ritrovo come sindaco di Agrigento ad accogliere queste salme. È una storia infinita, io spero che l'umanità si possa svegliare per mettere un fermo a questa mattanza indescrivibile, non ci sono parole. Santa Elisabetta anche qui ad accogliere queste salme che insomma tristemente purtroppo arrivano sempre. Sì, assieme ad altri colleghi abbiamo sempre e comunque come comunità manifestato la disponibilità ad accogliere le salme dei naufragi. Il nostro piccolo comune comunque, come ogni ricorrenza, abbiamo offerto la possibilità di un loculo ad un poco fortunato ignoto che è, come dire, vittima del naufragio del 10 ultimo scorso. Sono momenti difficili ma che connotano l'esperienza anche delle amministrazioni in un territorio come il nostro, che è un territorio frontaliero, e siamo chiamati sempre e comunque a dare con ogni mezzo, con ogni disponibilità suffragio e supporto in momenti anche così difficili. Noi per la verità siamo stati sempre accoglienti e disponibili verso le comunità, soprattutto le comunità islamiche. Il nostro piccolo paese ospita da sempre, da oltre 15 anni, anche un centro di accoglienza ormai dispiegato nel tempo, organizzato e strutturato, e daremo anche, come dire, dignitosa sepoltura nei giorni a venire una volta che la salma raggiungerà il nostro cimitero, anche coinvolgendo la comunità e coinvolgendo la comunità, diciamo, dei profughi che ospitiamo nel nostro piccolo comune, per dare anche risalto e doverosamente la giusta misura ad un evento di questa natura, sempre e comunque disponibili verso la prefettura e verso il governo a dare una mano